Sicilia, del sud-est. Tra un po' comincerà tutto, qui c'è grande attesa, la scalinata della cattedrale è già piena di gente. Non è proprio in Italia che può bene o male avvicinare, quindi ne soffre moltissimo, e anche noi ovviamente. Possiamo dire che è una delle protagoniste proprio di questo tema, ecco. Aurora. Sì, Salvo. Come vedi siamo pronti per il primo momento di spettacolo proprio in questo frangente che si chiama Aspettando il corteo barocco. Si stanno sistemando proprio gli artisti delle maschere di Mario, il corteo veneziano di Mario Giuma. Li vedete anche proprio, ecco, alle mie spalle, adesso li vedete inquadrati dalle telecamere di Emanuele Cammarata. Possiamo iniziare anche da casa, seguite questi movimenti di danza che ci riportano al Settecento veneziano in questo momento. Eccoli, guardateli e ascoltateli. L'applauso del pubblico che ovviamente assiste con grande partecipazione a queste esibizioni, aspettando proprio il corteo barocco. Tra un po', lo dico anche a chi ci segue da casa, ascolteremo e vedremo Paolo Rossi, che certamente è un artista molto conosciuto e molto amato dal pubblico italiano, e quindi vedremo quello che lui racconterà qui in piazza Municipio davanti alla Basilica di San Nicola, appunto la Basilica di Noto. Intanto ancora una esibizione del gruppo che si trova proprio al centro del palco, che praticamente è la strada davanti al Palazzo Ducezio. Guardiamo e ascoltiamo ancora.
ancora esibizione del nostro gruppo, appunto le maschere di Mario, a cura del corteo veneziano di Mario Giuga. Applausi del pubblico. Vorrei sentire anche Aurora in questo momento, visto che tu segui lo spettacolo da un'altra prospettiva e sei in un luogo privilegiato, cioè tra la gente, tra il pubblico. Aurora. Sì, Salvo, è così, tanta l'emozione che stanno provando tutti i protagonisti e comunque chi è arrivato qui a vedere queste esibizioni, tanti dicevo gli stranieri, tanti anche gli italiani, ma moltissimi i siciliani, come il caso della signora. Lei da dove arriva, signora? Dalla provincia di Messina, da Francavilla. È la prima volta che viene a Noto? No, a Noto sono diverse volte, però per l'infiorata e questa giornata era la prima volta. Ha visto già questa esibizione, cosa ne pensa? Magnifici, spettacolari veramente, ne valsa la pena. Quindi anche di fare tutta questa coda, di stare qui sotto il sole? Sì, sicuramente sì. E poi Salvo, ovviamente ci sono moltissimi abitanti di Noto che sono qui a vedere appunto questo spettacolo, come il caso di questa ragazza di Noto, e mi diceva che Noto cambia proprio in queste giornate. Così come diventa Noto? Armoniosa, un fascino particolare che solo veramente chi è qui può descrivere a parole, a emozioni, perché è un'emozione. È vero, è magica proprio anche l'esibizione, vedere questa esibizione, vedere è vero. appunto è come tornare un po' indietro nel tempo, è bellissimo, è bellissimo. A te Salvo. Grazie Aurora. Allora vorrei commentare queste parole di una signora di Noto, lo faccio col vice sindaco, con Franchi Terranova, che poi è anche assessore alla cultura. Aurora ha chiesto: signora, come diventa Noto nei giorni dell'infiorata? La signora ha detto armoniosa, tra le tante cose belle che ha detto. Mi pare un aggettivo giusto, armonioso e bello, cioè una città che accoglie, no? Una città dove si crea una bella armonia, una bella atmosfera. Ma devo dire, è un termine che mi trovo assolutamente d'accordo, perché sintetizza un po' anche la straordinaria bellezza del barocco di Noto e del Val di Noto, che non è un barocco sovraccarico, non è il barocco trionfante, non è il barocco d'oro, ma è un barocco di misura, è un barocco dove l'equilibrio, l'armonia viene fuori, e probabilmente chissà le pietre lo hanno iscritto nel DNA dei netini, ed è bello sentire che la gente in qualche modo del posto, nonostante viva dei disagi in questi giorni, però è assolutamente contenta di vivere un momento di identità molto forte. Ecco, sono momenti molto belli anche queste ricostruzioni proprio del Settecento, momento in cui Noto è rifiorita dopo il terremoto del 1693. Assolutamente, tra l'altro coerente con il corteo barocco che da qui a breve arriverà, per cui in qualche modo c'è la volontà di raccontare una storia che è una storia di resilienza, di una capacità di uscire dalla difficoltà e rinascere, che è il tema dell'infiorata di quest'anno. Averla dedicata ai siciliani in America vuole anche sottolineare le tante storie di chi, partendo da situazioni di difficoltà, immaginando una terra promessa, ha provato a farcela. Qualcuno ci è riuscito, altri un po' meno, ma il segnale è la voglia di rimettersi in discussione, di immaginare una memoria che guarda anche al presente e al futuro. Ecco, intanto stanno salutando le amiche e gli amici delle maschere di Mario. Adesso arriva Paolo Rossi, quindi diciamo questo è un bel colpo per questa edizione. Assolutamente, tra l'altro arriva Paolo Rossi all'interno di un gemellaggio che io ritengo importantissimo, tra la città di Noto e Linda. Esatto. Due manifestazioni straordinarie, le tragedie greche giunte al 55esimo ciclo e l'infiorata di Noto che compie 40 anni, quindi due manifestazioni mature che nel segno dell'estetica, che guarda anche ad un'etica, perché questa bellezza di cui parliamo è anche una modalità di relazionarsi con le cose, con il mondo, con le altre persone, per cui mi sembra un connubio interessante. Paolo Rossi oggi, stamattina abbiamo avuto la Crippa a teatro, oggi abbiamo Paolo Rossi che è protagonista delle Troiane. Delle Troiane, sì. Vedremo quello che ci dirà. Ultima battuta, Franchi, li avete contati o no? Abbiamo rinunciato a farlo, siamo effettivamente molto contenti e ne approfitto per ringraziare i tantissimi, veramente centinaia di volontari che ci permettono a tutti di godere in assoluta sicurezza una manifestazione che ormai è un fiore all'occhiello
della Sicilia tutta, io direi dell'Italia, e con numeri veramente incredibili, quindi ci abbiamo rinunciato a contare. Grazie, comunque record sicuramente. Grazie Frankie Terranova, Grazie a voi, a dopo. ci rivediamo dopo, la nostra diretta continua. Vediamo ancora un po' di spettacolo, anche se ovviamente la nostra telecamera non hanno mai staccato dalla piazza, e poi torneremo da Aurora e faremo anche una breve pausa pubblicitaria. Vai regia. Pausa pranzo alla Putia del Coppo, street food annoto, che abbiamo visitato appunto con queste belle immagini, grazie ancora una volta all'Acqua Santa Maria, naturale armonia, e grazie a tutto il nostro ufficio commerciale che ci permette anche di fare queste belle dirette. Proprio mentre i nostri artisti si esibiscono, ci ha raggiunto in postazione il dottor Paolo Patanè, che devo dire ho lasciato a Catania e ritrovo qui a Noto, e con ci grande ritroviamo a piacere, Noto, capo di gabinetto del sindaco del comune, quindi anche tu particolarmente emozionato, visto che tu sei un uomo d'arte, un uomo di cultura, lo dico io, ma è così, ritrovarsi qui è una cosa meravigliosa. È assolutamente una cosa meravigliosa, peraltro nel ruolo che ho assunto è la mia prima infiorata, quindi in qualche modo è un esordio con una giornata straordinaria, bellissima, un gran sole, e come gli spettatori possono vedere è anche una giornata piena di motivi, una grande festa di piazza, moltissima partecipazione, la bellezza straordinaria della città, e noi pensiamo che l'infiorata sia una di quelle circostanze in cui l'estetica può contribuire all'etica, può contribuire a stare bene insieme. Ecco, resta ancora con noi Paolo, lasciamo ancora un minuto alle immagini proprio con l'audio e anche le coreografie. Emanuele. I saluti dei nostri artisti. Paolo, quindi prima infiorata per te e subito grandi emozioni, lo abbiamo detto. Io che sono qui da qualche anno, ogni anno trovo nuovi spunti, trovo nuove sensazioni. Assolutamente, perché poi quest'anno l'averlo dedicato ai siciliani in America, qualcuno l'avrà sicuramente già detto, certo, ha ulteriormente consolidato questo rapporto col mondo, ma ha cambiato la narrazione, e mi piace sottolineare che a questa infiorata, che resta un grande evento di popolo,
c'è veramente tanto, c'è la maestria degli infioratori, quindi c'è una tradizione immateriale, ci sono 40 anni di storia dell'infiorata, 44 anni di storia del Festival di Noto Musica, i 55 anni del ciclo delle rappresentazioni classiche che sono qui con un bellissimo stand per Linda. Insomma, c'è anche lo sforzo di raccontare questo territorio come un progetto unitario in cui tante cose trovano nell'infiorata lo scenario giusto e speriamo di contribuire alla nostra reputazione nel mondo. Assolutamente sì, insieme col dottore Patanè voglio ricordarvi che ci sono circa 70 persone impegnate solo nell'organizzazione e quindi vogliamo ricordare, Paolo, anche chi non c'è più, persone che hanno dato molto negli anni passati a questa manifestazione così bella, quindi ricordiamo Enzo Rizza, Salvatore Recupero e anche Salvatore Zuppardi, appunto capo di gabinetto, che è venuto a mancare negli anni scorsi, e poi anche Carlo Lalicata, un artista e un maestro nettino che per quasi tutti i 40 anni ha seguito l'Infiorata anche come responsabile della commissione Bozzetti, scomparso l'autunno scorso, quindi un omaggio anche a queste persone, ripeto, Enzo Rizza, Salvatore Recupero, Salvatore Zuppardi e Carlo Lalicata, che hanno dato molto a questa manifestazione. Ma poi ci sono anche 600 volontari che lavorano qui, li abbiamo ricordati poc'anzi, tutti impegnati proprio ora dopo ora affinché tutto proceda bene, 200 artisti infioratori, circa 400.000 fiori impegnati, utilizzati per realizzare quei 16 bozzetti meravigliosi. Sono garofani, gerbere, finocchietto, carrubella, la crusca che è utilizzata per fare le facce e poi altri fiori di campo per fare le sfumature, perché i coloranti sono vietati. Insomma, si mette in moto tutta una grande economia, tutta una grande industria, no? Si mette in moto una grande economia, ma mi piace dire una cosa, visto che hai ricordato chi non c'è più e che ha contribuito a costruire l'evento. Guardate, 40 anni fa l'Infiorata non c'era, non era nella tradizione di Noto. È un evento che è nato da un incontro fortunato con gli artisti di Genzano, quasi per gioco. Dopodiché c'è stato qualcuno che ci ha creduto, molte delle persone che hai elencato, tra cui il grande maestro Lalicata, e dopo 40 anni noi possiamo dire che chi ha creduto nell'Infiorata ci ha consegnato un pezzo di storia. Vedete che esercito imponente di persone che lavorano per costruirlo, decine di migliaia di persone sono qui non per caso. Grazie al dottor Paolo Patanè, capo di gabinetto del comune. Grazie a voi. Buona Infiorata. Buona Infiorata a tutti. Grazie Paolo. Aurora, così cambiamo anche l'ospite che adesso ci raggiunge in postazione. Aurora, che succede dalle tue parti mentre continuiamo a vedere queste belle movenze, queste belle coreografie? Sì, Salvo, in pratica sono tutti con il cellulare ovviamente all'insù, perché fanno dei video pazzeschi, fanno anche delle fotografie. Molti, dicevo, i visitatori stranieri come i nostri amici. Where are you from? Da dove venite? New York City. New York City, also from Norristown, Pennsylvania. What do you think of Noto? Cosa ne pensate di Noto? Io amo Noto. È bellissima città barocca. E what do you think of performance? Cosa ne pensate appunto dell'esibizione? Molto interessante, very interesting. Wonderful. E tra l'altro mi raccontavano che proprio i nonni sono di Sciacca e quindi hanno scelto di venire qui in Sicilia per ricordare i nonni e per visitare anche la casa dei nonni, appunto, che sono siciliani, e poi sono in tema con l'Infiorata di quest'anno, appunto. Non solo appunto stranieri, ma anche tanti siciliani come i signori. Voi da dove venite? Noi veniamo da Patti, siamo un gruppo qua e purtroppo qualche amico non ci è potuto venire per motivi logistici e lo salutiamo, Serafino, un nostro carissimo amico. È la prima volta che venite a vedere l'Infiorata? L'Infiorata è la prima volta, comunque a Noto siamo già venuti, conosciamo questa splendida città barocca. Finora cosa avete visto? Abbiamo visto tutto il corso, l'Infiorata, e ora stiamo vedendo questo spettacolo di queste maschere, diciamo, del Carnevale di Venezia. Bellissimo lo spettacolo. Molto bello. Avete visto i bozzetti? Anche ce n'è uno che le è piaciuto particolarmente? L'Infiorata, molto bella, suggestivo anche il tema quest'anno con i siciliani in America, l'hanno azzeccata, penso
Ok, bellissimo. Grazie Aurora? mille a te Salvo. Sì, Salvo. Aurora, sì. ti devo fare un complimento guardandoti in primo piano, bella e brava, lo sei sempre stata, ora sei anche abbronzata. Grazie, grazie Guarda, Salvo. in questo momento ti vediamo perfettamente abbronzata perché sei proprio In tinta con la sotto giacca, in il pratica. sole meraviglioso della Sicilia e di Noto in modo particolare, quindi sei in una situazione privilegiata, anche se grazie, tra un po' ti porteremo un po' di acqua a Santa Maria, quindi ti porteremo un po' di Ti acqua ringrazio. così insomma ti rinfreschi. Allora sta per arrivare Paolo Rossi, giusto il tempo di sentire anche Salvo Lo Bianco che è direttore del CIRS. Che cos'è il CIRS? Siete main sponsor della manifestazione, che cos'è? Il CIRS è una scuola di arti e mestieri, noi siamo presenti nella città di Noto già dal secondo anno, per noi è un onore essere main sponsor di questa attività, avendo fornito oltretutto il nostro trucco e parrucco e per cui i nostri professionisti per dare supporto a una parte del corteo storico. Ecco, per devo cui dire per che, noi è un devo dire grande che onore. trucco e parrucco sono sempre importantissimi nello spettacolo, anche noi ne facciamo uso ovviamente durante le nostre trasmissioni, ma oggi diventano fondamentali perché ci sono tante parrucche, ci sono tante acconciature molto particolari perché sono acconciature del Settecento, bisogna anche essere bravi nel riproporle e nel renderle simili a quelle dell'epoca. Questo sì, è questo lo sforzo che abbiamo fatto con i nostri professionisti che veramente sono di grande livello, persone che continuano a studiare e che hanno fatto dell'arte, della parrucchieria e dell'estetica un veicolo da portare anche nella città di Noto per insegnare a tanti ragazzi un'arte, un mestiere.